Allora, innanzitutto, breve panoramica su quelle che sono gli elatteridi. Sono dei coleotteri terricoli, le cui larve hanno fatto in questi ultimi anni praticamente decrescere la superficie a patata a livello, direi, internazionale, perché non è solo un problema sicuramente italiano. E, abbiamo appurato nel tempo che la sola lotta chimica non è praticabile e quindi bisogna avere un approccio sicuramente integrato. Come possiamo impostare un po' la lotta a questi insetti? Allora, sicuramente un ruolo fondamentale ce l'hanno le rotazioni. Parliamo proprio di agronomia di base, no? Rotazioni, cover crop e terreno sempre coperto. Anche delle lavorazioni magari strategiche posizionate in alcuni momenti specifici della stagione possono avere un ruolo decisivo. Le varietà, abbiamo fatto uno studio, poi insomma vedremo, comunque c'è sicuramente una suscettibilità intrinseca a livello varietale e a completamento di tutta questa impostazione ci sono anche dei prodotti che devono essere usati sinergicamente a tutto il resto, non da soli. Quindi esistono dei prodotti chimici, esistono dei prodotti naturali, esistono microrganismi, esistono anche dei nematori. Ehm, Passiamo però a quello che abbiamo fatto nel 2024 e anche nel 2025 qua in regione. Praticamente noi abbiamo seminato una delle cover crop che sembra avere un'azione contro gli elatteridi, che è la Crotalaria juncea. È una pianta della famiglia delle leguminose, fabacee attualmente. L'abbiamo seminata a Santa Maria di Sclauniccola, Stizza per capirci, metà di luglio nel 2024. Quest'anno l'abbiamo riseminata ai primi di agosto. E la trinciatura è stata fatta verso il mese di ottobre e la vediamo in campo. Più o meno l'altezza finale è stata migliore chiaramente nel 2024 perché ha avuto anche più tempo per potersi sviluppare. Quest'anno era leggermente più piccola, comunque la vedete, insomma, si è sviluppata ugualmente bene anche se è stata seminata un mese dopo. Diciamo l'impostazione che volevamo dare era un cereale autunno-vernino, la cover crop estiva, nella fattispecie la crotalaria, e a seguire l'anno successivo le patate. È una coltura parecchio aggressiva, nel senso che sotto di essa vedete l'immagine in alto, non cresce praticamente niente. Abbiamo visto anche che, per esempio, le piante di amaranto rimangono un po' stentate in mezzo, quindi che abbia un'azione competitiva solamente per la luce, un'azione all'elopatica, questo non ho trovato niente in realtà in bibliografia, però comunque sta di fatto che dove c'è lei c'è veramente poco altro. Quindi, essendo una leguminosa, può dare delle unità di azoto. Da bibliografia parlano addirittura di 100 unità. È un po' tanto, cioè, è oggettivamente tanto, però anche una biomassa non indifferente. Sarebbe insomma da approfondire un po' questa tematica. Poi dipende da come viene, quanto grande viene, quanto bene la trattiamo. E competizione infestanti, biomassa, appunto, quindi si sviluppa rapidamente, velocemente. Sembra avere un'attività contro gli elatteridi, probabilmente per degli esudati radicali o comunque per un'azione meccanica nel momento in cui gli elatteridi vanno a assaggiare le radici, comunque non gli piace, ecco. E secondo me ha un'azione importante da un punto di vista proprio di erosione del suolo, nel senso che noi ce l'abbiamo lì, a ottobre la trinciamo, la lasciamo lì nel terreno con questa copertura di trinciato e questo fa in modo che il terreno non venga eroso. Chiaramente non ha solo pregi, no? Nel senso che è una pianta che ha un fusto molto molto coriaceo, quindi diventa veramente importante avere un momento di trinciatura che vede la pianta ancora completamente verde
e non troppo avanti nella stagione, quindi diciamo in base un po' alle caratteristiche della stagione verso fine settembre-ottobre. Poi c'è anche da dire questo, che abbiamo un po' la tendenza, no, a vedere le cover come un qualcosa che sì, buon lo semino, poi ciao, devo andare a bagnare il mais, devo andare al tratto raduno, a quello e quell'altro, e poi rimane lì e ce ne dimentichiamo. In realtà non è così, nel senso che sono colture al pari di tutte le altre, sono un investimento, secondo me anche molto importante, perché riescono a darci della sostanza organica, riescono a darci della copertura del suolo, e questo è veramente importante perché al momento è questo che manca un po', no? Nei nostri terreni. E anche proprio in tutto l'insieme agricolo, no? Mancano un po' le stalle, manca il concime organico, manca tutto questo che in un certo qual modo le cover possono un po' sopperire, ecco, se usate in maniera efficace. Quindi bisogna bagnarle, bisogna starci un momento dietro. E la semina di questa cover, per esempio, quest'anno con un luglio piuttosto piovoso, comunque con dei periodi un po' diciamo altalenanti, ecco, dal punto di vista meteorologico, può essere ritardata. E questa pianta non perdona perché è una pianta che ha bisogno di molto caldo, quindi non è che possiamo dire la piantiamo, la pianterò, la pianterò, la pianterò, poi alla fine non si sviluppa se la piantiamo troppo tardi. Cosa anche come diciamo contro, che non è una pianta che può essere utilizzata in alcun modo, cioè nel senso è una cover fine a se stessa, dobbiamo trinciarla e lasciarla lì, interrarla al massimo, non ci dà un utile di nessun genere, quindi anche questo magari all'agricoltore non piace più di tanto, no? Soprattutto negli ultimi periodi. E vabbè, bisogna curarla chiaramente. Però, come vediamo, dà delle caratteristiche al terreno che secondo me sono tutt'altro che indifferenti. Abbiamo fatto un'analisi del terreno in cui non era stata fatta la cover e un'analisi in cui era stata fatta la cover. Vediamo che comunque c'è del miglioramento. Un'altra cosa che, sì, chiaramente non è la manna, voglio dire, no? Cioè, funziona nel tempo se le cover non sono un prodotto chimico, lo buttiamo, funziona, ciao. È una cosa che dobbiamo lavorarci, dobbiamo continuare a utilizzarle nel tempo per avere dei risultati. Tra l'altro, questo terreno qua a Santa Maria era un terreno anche abbastanza sassoso, diciamo, con dello scheletro abbastanza leggero, quindi anche potete ben capire che degrada abbastanza velocemente poi, no? Poi abbiamo fatto un'altra prova, Nogaredo di Prato, Pagopyrum esculentus, il grano saraceno. Anche questo seminato metà luglio 2024, lo vediamo in campo, è diciamo, riuscito abbastanza bene. Tra l'altro è uscito un articolo nel 2023 di una dottoressa canadese che ha visto che ha un'azione anche questo contro gli elatteridi, nel senso che le sue radici, come posso dire, non fanno sviluppare adeguatamente gli elatteridi nel momento in cui devono crescere, perché ha un'azione proprio meccanica di consumazione, diciamo, dell'apparato boccale. Sembra comunque che in qualche modo funzioni. Questo era il campo. Lei, tra l'altro, dice che sarebbe da trinciare a una certa, comunque da cimare, per prolungare proprio l'azione e l'accrescimento radicale, ecco, quindi prolungare l'azione contro gli elatteridi. Saranno cose che magari avremo modo di provare prossimamente. Anche qua, come dicevamo prima, ci sono dei pro e ci sono dei contro, e il grano saraceno può dare anche dei risultati interessanti per quanto riguarda il controllo delle infestanti. Vediamo nell'immagine in alto come non c'è niente, cioè al di là di lui non cresce veramente niente. Ha un ciclo corto e anche piuttosto flessibile, quindi non è proprio vincolato come la crotalaria a un clima particolarmente caldo, anch'esso comunque è una cultura estiva, quindi
va collocato anche lì, sempre comunque dopo magari un cereale autunno-vernino o un colza. Eh, può essere anche utilizzato come una cultura da reddito. Diciamo che diranno, ma chi lo vendo, come lo vendo? Non è così facile, però insomma non è proprio, cioè se uno ha uno sbocco commerciale lo può utilizzare. Nel caso della crotalaria proprio no, diciamo, è fine a se stesso. E è importante, e qua l'ho proprio sottolineato, perché la prova gemella che avevamo all'Estizza, sempre di grano saraceno, lo stesso seme, eccetera, in realtà non è andata a buon fine perché il grano saraceno in quel caso lì non si è sviluppato velocemente, le infestanti si sono sviluppate più velocemente di lui e quindi il campo era di infestanti e non di grano saraceno. Ha sicuramente una minor biomassa per quanto riguarda la sostanza organica. Poi abbiamo provato un po', in realtà non ha un'azione questo contro gli elatteridi, ma lo volevamo provare proprio prima delle patate come miglioratore del terreno, anche del rafano varietà Daikon. E l'abbiamo provato sempre a Nogredo di Prato, sempre semina a metà luglio, e vedete che queste erano le piante a ottobre più o meno, insomma, quindi ha un'attività decompattante, il terreno era visibilmente migliorato e posso assicurarvi che nella striscia in cui c'era proprio era visibile quasi a occhio nudo, insomma, la differenza di sofficità, anche di colore proprio del terreno che rimaneva un po' anche più umido, eccetera. E anche qua è stato comunque confermato dalle analisi che un qualcosa migliora. E non è molto competitiva, nel senso che se noi lo seminiamo e c'è una grossa pressione di infestanti, fa difficoltà. Infatti, per dire, lo vediamo qua, c'è in mezzo sempre, c'è in mezzo qualcosa, ecco, c'è un po' di Solanum nigrum, c'era un po' di Abutilon, eccetera. Qua vediamo le analisi che abbiamo fatto anche in questo caso, non sono così proprio eccelse per quanto riguarda il miglioramento come nel caso della crotalaria, però insomma qualcosa ha fatto anche qua. Ha più un'azione, diciamo, proprio meccanica di miglioramento proprio della tessitura del terreno. E poi cosa abbiamo fatto? Allora, questo l'abbiamo seminato nel 2024, nel 2025 ci abbiamo seminato le patate e nel caso di Lestizza abbiamo anche provato la crotalaria e un prodotto commerciale che si chiama BT Plus. In realtà è registrato come concime, ma contiene dell'olio essenziale di chiodi di garofano che sembra avere un'azione repellente contro gli elatteridi e a Nogaredo di Prato dopo Saraceno e dopo Rafano. Le varietà sono state tre: Agata, Mona Lisa e un clone che ci è stato fornito dal CREA. Agata è una varietà precoce, quindi l'idea era quella di raccoglierle prima di tutte. Mona Lisa è una varietà sensibile agli elatteridi. Il clone, in realtà, vedete la pubblicazione che è stata fatta nel 2024, ha un contenuto di acido caffeico importante sotto la bucce, quindi ha un'azione deterrente nei confronti degli elatteridi. Abbiamo fatto due epoche di raccolta, Agata tra l'altro prima di tutte, poi un gruppo diciamo con Mona Lisa e il clone e poi di nuovo tutte e tre a distanza di 15-20 giorni. Qua diciamo che non tutte le ciambelle riescono col buco, nel senso che alle Stizza abbiamo visto che c'è stata un'importante diciamo, differenza tra le patate con dei danni dai latteridi, quindi con dei buchi tra la prima raccolta che è stata fatta il 23 di agosto e la seconda raccolta che è stata fatta il 19 di agosto, il 18 settembre, scusate, e meno la differenza tra i vari trattamenti, quindi tra crotalaria, non crotalaria, così. Diciamo che la differenza l'ha fatta più l'epoca di raccolta. Nella prima raccolta praticamente il danno era rasente allo zero, nella seconda raccolta il danno è stato più o meno elevato, però probabilmente anche gli eratteridi erano posti in una maniera un po' diciamo a chiazze nel campo e anche se le parcelle erano piuttosto abbastanza grandi, non abbiamo avuto una differenza significativa.
Nel caso di Nogaredo di Prato, in realtà abbiamo visto molto poco l'azione di questi prodotti perché la percentuale di danno è stata veramente bassa. È stata in ogni caso, sia nella prima raccolta che la seconda raccolta, sempre al di sotto del 10%, tranne Agata che vabbè, ha avuto il 10% il 20 di settembre, ma il 15%, scusate, il 20 di settembre, ma sì, insomma, niente di così determinante, ecco, statisticamente significativo. Poi abbiamo fatto delle prove di fagiolo borlotto rampicante, una prova varietale e Monzo, queste erano le varietà che avevamo in prova. Sono la maggior parte, diciamo, commerciali, però ce ne sono anche, qua in realtà ne mancano due che si vede che non erano nella tabella, ed erano due fagioli borlotti locali che ci sono stati gentilmente concessi dal Bagav e anche tre varietà di Militons che anche questi sono delle varietà locali. Abbiamo seminata la prima settimana di giugno, abbiamo fatto una struttura con dei pali e con della rete plastica. La raccolta è stata fatta per il secco e per il ceroso tra settembre e la fine di ottobre più o meno. L'azienda utilizza comunque del letame maturo, quindi non abbiamo fatto concimazioni di base, diciamo, dei prodotti chimici, una con un complesso minerale appena la pianta aveva circa 15-20 centimetri e poi abbiamo fatto una concimazione, cioè no, una concimazione, una distribuzione di batteri azoto fissatori in manichetta perché la prova era comunque irrigata con un'irrigazione di soccorso con della manichetta. Qua vediamo l'impianto al mese di agosto e vediamo i primi fagioli secchi. Precocità di raccolta, vediamo che le varietà locali sono piuttosto tardive, quindi siamo andati a metà di ottobre più o meno, invece le varietà più precoci sono state Bingo, Arcobaleno e Ararat. Volevo fare una piccola nota tra Bingo e scusate, tra Ararat e Canopo, che sono due varietà che sono state licenziate da ERSA e selezionate da Costantino negli anni passati, insomma. Qua vediamo la resa allo sgrano, cioè praticamente quanti semi ci sono rispetto al peso del baccello. Vediamo che c'è una resa allo sgrano che è sicuramente più alta nel caso del secco, una resa allo sgrano verde che varia dal 40% al quasi 60% nel caso di lingua di fuoco 3. Comunque sono tutti, diciamo, verso il 50% si può dire che comunque una varietà è valida. E qua invece vediamo invece i risultati produttivi, quindi proprio i quintali per ettaro che sono stati raccolti. Vediamo che c'è una bella differenza che va da 7 a 16 quintali per ettaro. Direte voi è poco, sì, è poco perché avevamo anche un sesto d'impianto parecchio grande, nel senso che abbiamo fatto sulla fila abbiamo messo sulla fila i semi a 15 centimetri e tra le file abbiamo tenuto circa 2 metri e 50 più o meno. Quindi sicuramente se la struttura viene ravvicinata soprattutto tra le file, la resa aumenta. Chiaramente non si può andare oltre un tot perché poi c'è della competizione proprio per la luce, però sicuramente si potevano avvicinare un po' le file. Noi abbiamo preferito lavorare un po' più larghi proprio per una comodità nostra, nel senso che passavamo a fare delle lavorazioni meccaniche tra le file, eccetera, quindi le abbiamo lasciate un po' più larghe. E una piccola nota per quanto riguarda le conclusioni,
abbiamo visto che le varietà, soprattutto le varietà locali, avevano parecchie virosi e quindi diciamo che i risultati non sono proprio confrontabili tra le varietà con le varietà commerciali che diciamo, necessiterebbero di un risanamento per poter confrontare i dati. Come abbiamo detto, il quantitativo, diciamo, i quintali per ettaro sono stati abbastanza bassi e se si ripeterà la prova sarà di aumentare il numero di semi, quindi proprio la densità di semina, o mettere 2 semi per ogni buca, oppure, come si diceva, stringere un po' l'interfila. Poi abbiamo fatto una prova di lattuga Batavia tipo Gentilina. La località è stata Roman di Sisonso e niente, l'abbiamo pensata per il periodo primaverile estivo. Come sapete ci sono lattughe per ogni periodo dell'anno, no? Quindi per la serra, fuori serra, per il periodo autunnale, invernale. In questo caso abbiamo pensato a quella primaverile estiva che magari può essere utilizzata dalle aziende in maniera abbastanza facile, senza il rischio di gelate, eccetera. Chiaramente c'è un problema di tipo climatico in questo periodo perché le temperature del mese di giugno, come poi in realtà si sono verificate, se parecchio elevate, possono dare dei problemi alla lattuga. E abbiamo trapiantato il 12 maggio, il sesto d'impianto era di 30 cm sulla fila, 0,75 tra le file, piuttosto elevato perché l'agricoltore fa delle lavorazioni meccaniche sulla fila, quindi lascia diciamo, lo spazio per poter passare con il trattore. Abbiamo fatto dei blocchi randomizzati, quindi 3 repliche da 12 piante per ogni varietà. Nella scelta delle varietà, queste sono le varietà in parte, abbiamo optato per quelle che avessero della resistenza in particolare alla bremia, ma anche altri patogeni. Questo è il campo, quindi appena dopo 15 giorni circa dal trapianto, le precipitazioni e le temperature sono state abbastanza buone nel primo periodo e a fine maggio però si è verificata una grandinata abbastanza importante che ha fatto dei danni non indifferenti. Vediamo in alto la foto, le foglie, soprattutto quelle esterne, sono state parecchio rovinate. Come se non bastasse, nella prima settimana, i primi 15 giorni di giugno, le temperature, come sapete, si sono alzate e c'è stato un problema, diciamo, di stress, nonostante la cultura fosse stata irrigata, eccetera, che comunque ha compromesso un po' la prova. La concimazione di fondo è stata fatta con del digestato, non sono stati fatti dei trattamenti fitosanitari, a parte un diserbo dopo 2 sarchiature meccaniche, quindi l'azienda ha sarchiato 2 volte con la macchina e poi alla fine, quando il cespo è diventato più grande, in realtà è stato fatto un pendimetallin. Vediamo il peso medio del cespo, vediamo che c'è una serie di varietà che sono le prime 8 che in realtà statisticamente sono piuttosto simili e le altre invece che hanno prodotto un po' meno. E, come vedete la maggior parte erano delle lattughe verdi, c'erano 3 varietà che avevano dei pigmenti invece rossi, comunque tutti della tipologia gentilina, non c'erano altre varietà. E vediamo anche un altro carattere importante che è il diametro del picciolo, si va da circa 27 mm a 20 e anche un altro parametro importante è il diametro del cespo, anche qua andiamo da circa 25 cm fino a 19. Abbiamo fatto poi un'altra prova a Sauris per quanto riguarda la fava, che è una varietà, è un ecotipo locale proprio della zona di Sauris. In questo caso è
un'altra leguminosa, anche qua azotofissatrici, ci sono dei noduli, anche in questo caso, quindi probabilmente ci sono dei rizobi particolari nel terreno, ha la capacità di resistere molto bene al freddo primaverile, quindi storicamente si piantava addirittura con la neve, quindi si anticipa di molto, ecco, la semina. È una pianta indeterminata, in realtà poi quando probabilmente le caratteristiche climatiche della stagione cambiano o col fotoperiodo si blocca o viene cimata anche, è una pratica abbastanza tipica anche perché si mangiano le cimette poi tipo scottate come spinaci. E ha dei problemi con il caldo, sia di germinabilità del seme e anche di cascola dei fiori, quindi proprio si è adattata un po' a questo clima montano. E l'impollinazione è incrociata entomofila, quindi ha bisogno di api e altri pronubi. E la prova è stata fatta quest'estate in due località, Sauris di Sopra e Latteis. Sauris di Sopra siamo a 1400 metri, Latteis 1300, comunque abbastanza in alto. Qual era l'obiettivo della prova? Allora, Sauris, come sapete, è una qualità turistica e quindi ha bisogno, diciamo, di prodotto per dei ristoranti, comunque per i rivenditori locali e in un periodo che è quello primaverile, estate, autunnale, perché alla fine anche l'autunno adesso è un periodo che viene molto apprezzato dai turisti, quindi l'obiettivo era proprio aumentare questo calendario in cui poter offrire questo prodotto. Questa è stata la prova fatta a Sauris di Sopra. Loro seminano su questo telo pacciamante 2 semi per ogni buca, circa a distanza a 20 cm di distanza in queste file binate e 80 cm tra le file. Viene utilizzato un sostegno perché queste piante raggiungono anche 1,50 m di altezza, quindi diventano parecchio grandi. E si sono state fatte 2 epoche di semine di trapianto, quindi una il 24 di aprile e una il 20 maggio come semina, e il primo trapianto il 13 maggio e il secondo il 12 giugno. Parentesi, abbiamo visto delle rosure di Sitona lineatus, che in realtà è un insetto che si mangia praticamente diciamo, le foglie di questa pianta facendo proprio queste rosure circolari, diciamo a semicerchio, abbastanza regolari. Questa invece è stata la prova alla Tace e vediamo che è stata fatta molto dopo, quindi con una semina il 16 giugno e abbiamo trapiantato e seminato il 24 luglio la seconda volta. Perché? Perché in realtà diciamo che avevamo pensato di fare solamente un trapianto il 24 luglio, però le piante in serra Pozzuolo non si sono sviluppate probabilmente per il caldo. E infatti questi sono stati i risultati. Praticamente il primo trapianto fatto a Sauris di Sopra è quello che ha dato il primo prodotto, che è stato dato quasi un mese dopo, praticamente 2 mesi dopo, scusate, a metà di luglio. E invece è stata data come deadline, nel senso oltre lì non si può più seminare la metà di luglio, quindi riusciamo a dare a questi agricoltori un po' un'indicazione sulla coltivazione. Bene, io vi ringrazio tutti i colleghi tecnici e collaboratori, a voi che mi avete ascoltata.